Al Piccardo di Genova va di scena il big match tra Sestrese e Savona, gara valevole per la 20ª giornata del campionato di promozione Girone A. Entrambe le squadre, con 33 punti in classifica, sono alla ricerca della Praese, seconda in campionato e che dista solo 4 punti. Sestrese alla ricerca di continuità dopo la prima vittoria del 2026 ottenuta nell'ultimo turno in casa della Lazio. Savona invece alla ricerca del 12° risultato utile consecutivo, vista l'imbattibilità che dura dal mese di novembre. Prima frazione di gioco di grande studio tra le due squadre. Al 20° decisivo il salvataggio di Galattola respinge la conclusione di Sassari. Vantaggio ospite solamente rimandato, infatti al 24° Silvestri trova una gran perla dal limite dell'area. Su un cross da destra si stacca dalla marcatura e la sua conclusione è perfetta, insaccandosi alle spalle di Rainone. Si tratta così del terzo centro stagionale per il fantasista in maglia 10. Alla mezz'ora Moretti serve Galattolo, la sua conclusione però finisce alta sul fondo. Si conclude così la prima frazione di gioco. Ripresa invece decisamente più dinamica. Al 50° infatti Rainone è costretto a rifugiarsi in corner dal tentativo ravvicinato Inelli. Risposta verde stellata con Gallattolo che pesca traverso, colpo di testa del 9 però alto. Al 61° i verde stellati la pareggiano. Su un cross da destra Agostino anticipa in uscita traverso, il pallone rimane però al centro dell'area e Trevisano è il più veloce di tutti a spingere in porta la rete dell'1-1. Anche per il giovanissimo attaccante in maglia 8 si tratta della terza gioia stagionale. In ripartenza per gli ospiti Nelli serve Raso che rientra e calcia col destro, pallone però sul fondo. A un quarto d'ora dalla fine la Sestrese la ribalta, Galatolo recupera palla sulla tre quarti e calcia dalla distanza una gran sassata che batte Agostino. La forza e la potenza del numero 4 casalingo valgono la rete del raddoppio Sestrese e la quinta rete stagionale per il centrocampista nel 2005. Gol che però scatena le proteste della panchina ospite per un fallo a iniziazione, per il direttore di gara Carida però è tutto regolare e convalida la rete. I successivi 10 minuti sono di puro assedio del Savona, che ha ben 3 occasioni in pochi minuti, la prima sul mancino di Fabbri che termina però altissima, la seconda il colpo di testa di Sassari su cui è strepitosa la parata di Rainone che mette in angolo, ma proprio sugli sviluppi del corner gli ospiti la pareggiano. Sul primo palo Schirru anticipa tutti e trova la deviazione del 2-2. A 5 dalla fine la partita è tornata in parità. In pieno recupero ci prova Repeto dalla distanza, tiro bloccato senza problemi da Agostino e dopo 5 minuti di recupero Carrida fischia 3 volte. Al Piccardo Sestrese e Savona si dividono la posta in gioco, salgono entrambe a quota 34 e vedono Praese e Albisole scappare rispettivamente a +6 e +12 a 10 giornate dal termine del campionato.